Il cammino penitenziale comunitario, l'apertura dei cuori alla grazia di Dio, sono i tratti essenziali della Quaresima indicati dal Vescovo nel rito delle ceneri. Contemplare l'altro nelle sue ferite per restituire dignità alla persona è l'invito della Caritas diocesana per la Quaresima, individuati un cammino di riflessione e alcuni progetti di carità. Come Maria, la Chiesa deve impegnarsi nella vicinanza alle persone sofferenti. Il Vescovo ha rivolto questo invito durante la messa in cattedrale per la Giornata Mondiale del Malato. La vita di Don Giorgio Battifora, testimonianza della misericordia di Dio, di amicizia e fraternità. Il testamento spirituale del sacerdote ripercorso dal Vescovo durante il funerale a Santa Margherita Ligure. Telepace ha trasmesso in diretta da Nè la messa domenicale celebrata da Don Andrea Buffoli. Nell'omelia ha invitato a trovare spazi di incontro e di preghiera nella frenesia della vita quotidiana. La devozione a San Michele Arcangelo nel Tigullio sulle tracce dei Longobardi. Su questo percorso si snoderanno gli itinerari storici e artistici organizzati per il Laboratorio della Fede 2018. Un saluto a tutti, bentornati a Noi Chiesa. Siamo nel pieno del cammino quaresimale iniziato con il mercoledì delle ceneri. Il Papa nella messa nella Basilica di Santa Sabina ha lasciato 3 parole sulle quali poter impostare il proprio cammino di preparazione alla Pasqua: fermarsi, guardare e tornare. Fermarsi, cioè appunto trovare uno spazio in questa vita così frenetica, uno spazio di preghiera e di riflessione. Guardare l'altro, guardare il volto delle altre persone, ma anche contemplare Gesù crocifisso. E dunque tornare nelle braccia di un Padre che ci aspetta sempre. Allora torniamo con la sintesi al messaggio del Papa nel mercoledì delle ceneri. I tratti essenziali della Quaresima sono stati messi in luce nell'omelia pronunciata dal Vescovo Alberto Tanasini nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orta Chiavari durante il rito delle ceneri. In primo luogo, il cammino di conversione che ci accompagna verso la Pasqua, un percorso non individuale ma comunitario, partendo da una consapevolezza profonda che ci è data dalla croce di Gesù. Questo deve scuotere il nostro cuore e il nostro sguardo, deve scuotere la nostra mente, diventare considerazione profonda e dire: guarda quanto io ho chiesto a Dio. La Quaresima è tuttavia tempo di grazia in cui si manifestano con maggiore forza i doni di Dio. È la sua grazia che ci sostiene operando dentro chi si apre al suo aiuto. Ogni gesto del cammino penitenziale non deve essere vissuto come un formalismo. Anche l'elemosina, il digiuno, la preghiera non sono atti formali, ma richiami forti alla nostra penitenza. L'elemosina richiama la carità, il perdono, l'attenzione al povero e l'accoglienza dell'ultimo. Il digiuno ci ricorda che privandoci di qualcosa ci mettiamo in condizione di aprire meglio il cuore a Dio. La preghiera è strumento di incontro profondo e vero con Dio. Sia questo un tempo che non si esaurisce in questa sera, in questa celebrazione, ma sia un tempo vero, tutto preso dall'austerità della Quaresima, ma nello stesso tempo nella gioia di vivere l'incontro con Dio. Lasciatevi riconciliare con Dio. Come ogni anno, per prepararsi al meglio in questo percorso quaresimale verso la Pasqua, la Caritas diocesana ha preparato un opuscolo. Da una parte ci sono alcune parole che possono aiutare alla meditazione, dall'altra anche alcuni gesti concreti da fare in queste settimane. Le interviste con il direttore della Caritas diocesana, Monsignor Enrico Baccigalupo, e con la segretaria Rita Compagnoni. Quali sono le parole con le quali vivere al meglio il percorso della Quaresima individuate dalla Caritas? Sono parole che sorgono da un'indicazione del Papa che dice che occorre avere uno sguardo contemplativo sulla storia, vedere la storia con gli occhi di Dio. E allora il Papa poi suggerisce 4 verbi: l'accogliere, il proteggere, il promuovere e l'integrare. Accogliere apre il cuore,
Proteggere vuol dire riconoscere dignità, promuovere vuol dire dare spazio, dare apertura di vita, e l'integrare e arricchirci reciprocamente. Ecco, è bello se noi nei rapporti anche quotidiani di casa, di lavoro, di ufficio, di studio, di vita sociale in genere, riuscissimo a tenere presente questi 4 passaggi che si intersecano vicendevolmente. Queste parole come si coniugano con la presenza anche di tante persone che vivono solitudine e difficoltà? Direi che sono i nostri maestri, perché davvero ci aiutano a capire come poter accogliere in profondità la persona, come poterla proteggere nelle sue dignità, nei suoi diritti, nelle sue possibilità, nelle sue capacità e nelle sue fragilità. E dall'altra parte promuovere, no? Per poter cogliere anche le piccole ricchezze che sono nascoste in ogni persona, perché nel buio c'è sempre un piccolo pezzettino di luce, e poi integrare. Integrare vuol dire davvero aprire una società, aprire una famiglia, aprire un luogo del lavoro alla ricchezza dell'altro. Sapere che non soltanto il mondo sono io, ma il mondo è fatto da tanti di noi. Quali sono i gesti concreti da poter fare in questo periodo quaresimale? Abbiamo chiesto alle parrocchie di dedicare almeno una domenica della Quaresima per un'offerta di carità e soprattutto per sostenere i servizi che sono presenti sul territorio, cioè i nostri centri di ascolto, i guardaroba cittadini, le mense e Casa Bruzzone. E la bellezza di sostenere questi servizi è perché proprio sono servizi che abbiamo sul nostro territorio, nelle nostre città, sono molto concreti, sono servizi nei quali possiamo anche andare a prestare un servizio, oltre che sostenerli economicamente. Fare un gesto concreto è risolvere un problema o rispettare una persona? Fare un gesto concreto è rispettare una persona, non si risolvono i problemi in generale, i grandi problemi della vita non si risolvono, ma si risolvono piccole cose, stando proprio insieme agli altri. Soprattutto perché guardare le cose come le guardano gli altri aiuta la nostra mente ad aprirsi, perché non c'è un solo punto di vista nelle cose. Questo è quello che impariamo stando con i poveri. Allora, fare un gesto concreto di carità, fare un'opera di volontariato è dire all'altro: tu ci sei, per me conti tanto quanto conto io, perché questo è il senso del vivere insieme. Adesso facciamo un passo indietro, parliamo della giornata mondiale del malato. Il Vescovo ha celebrato la messa nella cattedrale di Chiavari, al termine della quale abbiamo realizzato alcune interviste. Le ascoltiamo con Cristina Oneto. La giornata mondiale del malato è un'occasione di incontro in un cammino che associazioni, volontari, accompagnatori, familiari e naturalmente ammalati percorrono quotidianamente. Un gesto di affidamento ai piedi dell'altare della Madonna dell'Orto, la Madre Celeste, a cui rimanda anche il messaggio di Papa Francesco. È un momento bellissimo dove proprio l'abbraccio della Madonna, del Signore, attraverso questa celebrazione arriva adesso con una forza ed un'intensità veramente bella, per poi accompagnarci sempre. Ecco, simbolicamente abbiamo cantato anche l'Ave di Lourdes, perché la nostra mamma Maria, ecco, dal cielo ci aiuta, ci illumina sulla nostra strada, sul nostro percorso di vita, per sorridere di più, ecco, nelle situazioni che la vita ci mette davanti. La cosa bellissima è essere stati qua in tanti, con un po' di persone davvero malate anche nel corpo, ma sappiamo bene che tutti siamo un po' malati e che tutti abbiamo bisogno di ritornare a Dio attraverso Maria per essere migliori e soprattutto per essere felici e nella gioia, come il Vangelo ci dice. Se Maria è impegnata nella cura dei più deboli, anche la Chiesa non può sottrarsi a questo servizio, ha richiamato il Vescovo Tanasini nell'omelia. Non essere trascurati, ha detto, è la prima grande cura. In cattedrale, accanto agli ammalati, erano presenti molti assistenti. È bello stare vicino agli anziani, a dare quello che puoi. Noi come Agesci raccogliamo le proposte che ci arrivano, è un'occasione importante per stringersi intorno a chi è più fragile, e come Agesci facciamo parte della comunità della diocesi, quindi siamo contenti di essere qui a dare il nostro piccolo contributo.
Noi facciamo un piccolo servizio, parliamo con gli ammalati, cerchiamo di sollevare un po' il peso della giornata nei momenti di, diciamo così, di pausa tra un esame e l'altro, e chi può parlare ha voglia di confidarsi un po' con noi, di raccontare un po' la propria esperienza nella malattia e anche nella vita, della propria vita. Mi trovo bene con loro, meno male che ci sono, ringrazio il Signore e la Vergine Maria che mi ha fatto incontrare queste persone, perché essendo una persona sola vivo male la solitudine, e allora ho trovato loro, meno male che sono giovani e bravi. No, sono bravissimi. Ho avuto la fortuna di andare a Lourdes, anche addirittura in carrozzella, perché ero stata appena operata, e ho solo da ammirare tutti questi che ci concedono di poter continuare ad essere insieme. Anche con le carrozzelle ho visto tante persone attente e grazie Telepace. La giornata del malato non si conclude nell'arco temporale di un giorno, ma è un momento di slancio per un rinnovato servizio. È una sintesi la giornata del malato, sì, è un punto di partenza, un punto di ispirazione, è un momento in cui ci si incontra con persone anche che vedo magari meno in ospedale o che ho visto, e ci si ritrova con migliore salute, è una bellissima cosa. Ecco, per concludere, Don Mario, nella tua esperienza quanto è importante di fronte alla malattia, al malato, sì, la cura del corpo, ma questa tua presenza che incontri tantissime persone, credo che ci sia anche un altro sostegno che chiedano, no? La dimensione della salute non è unicamente schiacciabile sul corpo. Cioè noi spesso non soffriamo solo a livello di corpo, non siamo neanche un'anima giunta al corpo, ma inestricabilmente le cose sono legate. Però credo che ci sia, per tanti motivi, in Italia meno studio su questo aspetto, ma la dimensione spirituale, accanto a quella psicologica e sociale, fanno parte della sofferenza globale nella malattia, non c'è solo il corpo, e questo è un po' meno studiato. Riusciamo a farlo tanto, ma non siamo tanto consapevoli, e quindi a volte non sfruttiamo tutte le occasioni per curare globalmente la persona. La dimensione spirituale, che per i credenti è più facilmente accessibile, ma c'è per tutti, è una dimensione che fa parte, insomma, del poter avere delle risorse per stare meglio, per andare in un percorso di migliore salute. Nella Basilica di Santa Margherita Ligure lunedì mattina è stato celebrato il funerale di Monsignor Giorgio Battifora, un uomo burbero ma dal cuore grande, come l'ha descritto un suo amico fraterno, un sacerdote diocesano, Don Pino De Bernardis. Sentiamo la sintesi con Cristina Oneto, le interviste di Roberto Costa. Tra le ultime volontà espresse da Monsignor Giorgio Battifora, quella di non essere al centro dell'omelia del Vescovo al suo funerale, una volontà richiamata questa mattina da Monsignor Alberto Tanasini, che ha presieduto il rito funebre nella Basilica di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure. Più che dell'uomo e del sacerdote è stata messa in luce la testimonianza che Don Batti ha dato con la sua vita. La prima, che ha colto il Vescovo, è il segno della misericordia di Dio. Don Batti, ha spiegato Monsignor Tanasini, ci ha chiesto di non parlare di lui, ma di fare di lui un testimone di quella misericordia che ha servito nel suo ministero e di cui è stato oggetto. Monsignor Battifora esprime questa consapevolezza con l'ironia che lo ha contraddistinto sempre, scrivendo: «Solo Gesù Cristo sa quante volte è dovuto venire a cercare questa pecora smarrita e quante volte ha potuto rallegrarsi per averla ritrovata».
La vita e il ministero pastorale del sacerdote hanno lasciato un'altra testimonianza importante, il valore della fraternità sacerdotale. Dice che la fraternità con i sacerdoti di CL è stata per lui motivo del crescere nell'amore per la Chiesa, di non avere mai ceduto nei momenti di difficoltà agli scoraggiamenti, ed esprime gratitudine per questa fraternità. Una fraternità sacerdotale unita ad una grande capacità di amicizia sincera che portava con semplicità ma in modo diretto a dare testimonianza di Cristo. La bellezza degli incontri fratti che hanno dato slancio all'impegno missionario, il cuore di Don Giorgio che è rimasto sempre tra i piccoli, tra i suoi amici del Brasile. Con questo testamento spirituale Don Batti si è avvicinato all'incontro con Cristo. Quello che lui ci ha detto probabilmente non ci è conosciuto, ma il fatto che venga dalla sua stessa mano e scriveva quello che riteneva le ultime volontà ci aiuta ancora una volta ad averlo presente con la sua unicità. Che sacerdote è stato Don Giorgio Battifora? Innanzitutto un grande amico. Abbiamo iniziato insieme l'avventura del movimento Comunione e Liberazione nel 1963-64. Per il dono e la grazia di aver incontrato figli di Giussani a Santa Margherita Ligure. Io ero a Portofino, lui era a Santa Margherita Ligure, ed è stato per noi un dono grande che ci ha fatto rientusiasmare veramente della nostra fede cristiana e della nostra passione al mondo. Amava la Chiesa e desiderava comunicare a tutti il fascino di un'esperienza cristiana capace di dare gioia alla vita e capace di cogliere nell'altro il mistero della presenza di Cristo. In Brasile 10 anni si è fatto amico di tantissime persone. A Batti sono stati affezionati ancora 10 giorni fa, abbiamo festeggiato il suo 84esimo anno e c'è stata una diretta dal Brasile. Mi ha commosso nel vedere questa gente, anche dopo 10 anni che Batti era partito, questa freschezza di amicizia. Un legame quello col Brasile che non si è mai interrotto neanche quando lui è ritornato in Italia. Assolutamente. Sono ritornati diverse volte su a fargli visita. Sono rimasti a lui affezionati tantissimo, segno che la sua presenza è stata incidente moltissimo nel loro cuore, nella loro cultura. Era un amico devotissimo, nel senso forte della parola, della nostra storia, perché dalla nostra storia lui riattingeva sempre il gusto della novità. Mai banale, mai pressapochista, duro qualche volta, ma perché amava l'essenziale, la verità più di se stesso. Quale ricordo, quale sentimento per Don Giorgio? Il sentimento è una grazia di Dio, perché Giorgio era una persona forte, un amico, una persona che lavorava con un amore in cuore per il seguimento di Gesù Cristo come sacerdote. In tutti i momenti Giorgio mostrava questo amore per Gesù con gli amici in Brasile. Ricordo che se non ci fosse stato lui con la sua testimonianza, i miei genitori non mi avrebbero educato alla fede, perché lui l'ha fatta incontrare i miei e io l'ho ricevuta da quest'uomo che, come ci è stato ricordato, ha dato tutto per quello che lo ha attratto. L'incontro con lui ha rivitalizzato la mia vocazione che era in stand-by in quel momento lì. Ricordo eravamo a Colfosco, all'Hotel Belvedere, e poi durante una cena al Greif a Corvara
la questione rinata, di lì in quell'estate lì ho rimaturato la mia vocazione, poi a ottobre sono entrato in seminario. Don Batifora mi ricordo proprio all'inizio, quando lui aveva deciso di fare il sacerdote ed era impiegato comunale. Mi ricordo che era venuto nella sacrestia con Don Solimano a parlare e che aveva deciso di scegliere questa vocazione. Il Don Giorgio l'ho conosciuto tanti anni fa, nel 1980, era un prete, come dire, molto forte, molto capace, come dire, di entrare subito in rapporto anche dietro la sua scorza apparentemente un po' dura. E poi invece in questi ultimi anni, l'ultima volta che l'ho visto è stato a Prima Natale, sono stato a mangiare alla Casa del Clero e mi ha molto colpito in questi ultimi anni il suo cammino di maturità, di approfondimento, dava proprio l'impressione di essere un uomo mai centrato sull'essenziale, quindi molto in pace. Non parlava tanto Don Giorgio, però quello che diceva andava sempre al cuore, quindi davvero un grande amico, un grande uomo e un grande prete della nostra Chiesa. Anche questa settimana dedichiamo uno spazio alla festa della vita consacrata che in diocesi abbiamo celebrato il 2 di febbraio, solennità della presentazione del Signore. È stata un'occasione in queste puntate di Noi Chiesa per ascoltare le storie di persone che hanno consacrato la loro vita al Signore. Quest'oggi andiamo ad ascoltare Nunzia Greco, che è un'oblata dell'Opera Madonnina del Grappa di Sesti Levante, intervistata da Suor Pier Antonia Colombo. Sentiamo. Appartengo all'Opera Madonnina del Grappa e sono consacrata nell'Istituto Secolare Oblate di Cristo Re. La nostra vocazione è secolare, però si vive nel mondo, nel posto di lavoro, nella propria famiglia, ma come chiamata nella chiamata ho risposto dando il tempo pieno per la famiglia di Padre Mauri. Così ho lasciato il lavoro e dal 2001 ho vissuto in una casa di spiritualità della mia diocesi di Nardò Gallipoli e da 11 anni vivo in comunità alla Madonnina qui a Sestri Levante. Ti senti di raccontarci come mai una scelta di questo genere? Volevo trovare e vivere l'amore, quello vero, quello grande e importante che riempie la tua vita e che ti fa sentire, soprattutto per noi donne, sposa e madre. E questo ero convinta che potesse accadere solo nel matrimonio. Invece ho incontrato la famiglia di Padre Mauri e frequentando la famiglia ho visto e ho sentito che nelle relazioni che ne passava c'era qualcosa di speciale, nelle relazioni che vivevano tutti gli stati di vita, cioè le vergini consacrate, gli sposi, le vedove, i sacerdoti. C'era un qualcosa che era come un profumo di fraternità nuziale. Questa cosa mi ha colpita tanto, allora ho detto l'amore si sente, è come se si vedesse nelle relazioni. Così ho continuato a frequentare la famiglia spirituale di Padre Mauri e man mano anche la mia identità personale è diventata, ha avuto una consapevolezza maggiore. Cioè ho capito e ho sentito soprattutto che essere sposa, sentirsi sposa di Cristo, mi colmava talmente di quell'amore che io cercavo, ma mi faceva sentire così piena che mi rendeva anche madre dei suoi figli, madre spirituale dei figli di Gesù. Ci parli un po' di quello che avviene in quest'opera? Certo, allora il nostro carisma è la nuzialità e qui alla Madonnina c'è un centro, esiste proprio un centro
per permettere innanzitutto la formazione alla spiritualità nuziale per tutti i membri che vivono in tutte le parti del mondo della nostra famiglia, compreso il Ruanda, dove abbiamo la sede della nostra famiglia spirituale. Ma anche e soprattutto questo centro esiste per avere un luogo dove vivere, dove fare famiglia. Cioè fare famiglia vuol dire vivere concretamente le relazioni tra tutti i vari stati di vita, quindi avere un luogo dove poterle vivere e relazionarsi. È come quando si va nella casa dei nonni, dei genitori, si va, si attinge, come quando nei polmoni l'aria entra e poi esce e si porta nel mondo lì dove si vive, nel proprio posto di lavoro, nella propria casa. L'attività alla Madonnina è varia e vasta, va dall'accoglienza logistica alla programmazione, alla diffusione, alla stampa, anche all'animazione della liturgia, ai corsi di esercizi e anche a far vivere la dimensione spirituale a chi viene a stare nella casa. Ma soprattutto la cosa più importante è che il nostro lavoro ha come centralità la persona di Gesù Cristo. Cioè tutto ciò che parte con Lui nel cuore raggiunge subito e direttamente il cuore dell'altra persona. Da qualche mese Telepace trasmette in diretta la messa dalle comunità parrocchiali del nostro territorio. Di recente le nostre telecamere hanno trasmesso il segnale dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Campo di Ne in Val Graveglia. È stata un'occasione per presentare l'attività dell'emittente diocesana, ma anche per conoscere un tessuto parrocchiale, quello guidato dal parroco Don Andrea Buffoli. Sentiamo le interviste realizzate la domenica mattina. In questo mondo che corre e si affanna, occorre fermarsi davanti ai volti delle persone, recuperare un'attenzione e uno sguardo verso l'altro. Don Andrea Buffoli, nella messa domenicale in diretta su Telepace dalla chiesa di Campo di Ne in Val Graveglia, ha riflettuto sulla vita di Gesù, sempre in cammino ma attento al prossimo. Quanto è necessario fare una sosta oggi per custodire l'altro e per affrontare al meglio la quotidianità. Gesù fa tante cose nella sua giornata, guarisce, gira, ma poi riscopre la sorgente, la sua vita, che è la preghiera. Abbiamo sentito al mattino, era là da solo a pregare, come a dire ogni gesto che io compio è vuoto, senza il mio rapporto con Dio. Quale luogo migliore per incontrare volti ed intessere relazioni? Il momento conclusivo della messa. Sul sagrato della Chiesa c'è il tempo per chiedere, costruire rapporti, conoscere l'altro. Così è accaduto a Campo di Ne. Al termine della celebrazione i parrocchiani hanno potuto conoscere l'attività di Telepace e la nostra emittente ha potuto dialogare con i fedeli della valle e portare la loro voce in tutta la diocesi. Cerchiamo di dare una mano perché tutti serviamo per la causa, che è quella di portare avanti la Chiesa, di renderla più accogliente possibile per le persone che vengono a trovarci. Il catechismo è interparrocchiale perché si prova, cioè si cammina come vallata in questo campo, di conseguenza c'è un gruppetto di giovani adulti e poi i preti per cui ci si sostiene. Aiutiamo le donne a servire e a fare altre cose. Eravate chierichetti? Sì. Quanti anni avete? 12. 13. E che scuola fate? Io Coscienti. Villaggio. L'impegno qual è in parrocchia? Leggo ogni tanto quando manca qualcuno e vengo a messa, quindi collaboro nella preghiera della messa. Mi sembra che Don Andrea ha galvanizzato un po' tutto quanto. Sì, certo, è giovane, entusiasta, ci aiuta a vivere la nostra fede con presenza, sia i giovani che le persone anziane, quindi noi siamo molto felici. Nel coro si sentivano anche delle voci maschili. Ma ci mettiamo un po' il nostro e alla parte di un po' di tutti per cercare di vivere la comunità e cercare di aiutare a pregare anche gli altri. Visto, come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare 2 volte. Sono tante persone che in vario modo collaborano alla vita della parrocchia ed è importante che la parrocchia non sia solo centrata sul prete, poi specialmente oggi dove i preti cominciano a mancare, ma che sia veramente fatta dal prezioso aiuto di tutti.
Concludiamo con una presentazione perché parte nei prossimi giorni in diocesi il nuovo appuntamento con il Laboratorio della Fede 2018. A parlarne Monsignor Francesco Isetti. Sentiamo l'intervista. Diciannovesima edizione del Laboratorio della Fede. Si parlerà quest'anno della devozione a San Michele Arcangelo con un itinerario nel nostro territorio. Perché avete pensato a questo tema? Perché San Michele Arcangelo è il patrono dei Longobardi e noi visiteremo le chiese dedicate a San Michele secondo un criterio che esprime un percorso itinerante museale. Sono 33 anni appunto che il Museo Diocesano raccoglie opere da tutta la diocesi, ma è pur interessante ripercorrere degli itinerari. Quest'anno visiteremo una serie di chiese su questa tematica, tenendo conto che abbiamo concluso il 18° percorso a Borzone, l'abbazia di Borzone, e San Colombano fu ospite dai Longobardi a Pavia, anzi fu consegnato la destinazione di Colombano dagli stessi Longobardi. Quali saranno le chiese visitate durante il percorso? Ma sono alcune. Cominceremo domenica prossima alle 15, sempre alle 15, domenica 18 febbraio, a Rialto, perché è il primo luogo nel quale si è insediato il cristianesimo nella zona di Chiavari di Ri, quindi la chiesa è dedicata a San Michele. Poi si prosegue con altre chiese, da San Michele di Pagana a San Michele di Nascio. Valfontana Buona, Soglio, e poi Casarza, San Michele di Casarza, Valpetronio, e ancora San Michele di Pagana all'inizio sul Rapallo, nella zona occidentale, e Nascio, San Michele di Nascio, la Val Graveglia, che è tipica dell'accoglienza dei Longobardi. Il percorso terminerà a Macio. A chi è aperto, lo ricordiamo? È aperto a tutti, domenica pomeriggio, e è possibile anche poi al termine, per coloro che lo desiderano, presentare una tesina. La partecipazione è gratuita. Gli architetti hanno anche un visto di valutazione per quanto riguarda il loro aggiornamento. È proprio un corso di formazione alla fine per volontari. Sì, un corso di formazione alla ricerca di luoghi dove si impara il cristianesimo, per così dire. Siamo in conclusione, vediamo gli appuntamenti per i prossimi giorni. Intanto a Genova, domani sabato 17 alle ore 10, nella sala Quadrivium, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure inaugurerà l'anno giudiziario 2018. A presiedere questo momento il Cardinale Angelo Bagnasco. Tra l'altro in questi giorni il Cardinale Bagnasco è stato riconfermato dal Papa alla guida dell'Arcidiocesi di Genova per i prossimi 2 anni. Veniamo sul nostro territorio, sempre domani 17 febbraio alla sera alle ore 21 al Teatro Auditorium delle Clarisse si terrà il recital Dal cielo alla terra. Si tratta di meditazioni e canzoni di Davide Zanelli che raccontano l'amore divino e l'amore umano. Questa iniziativa è organizzata a coronamento della 40ª giornata nazionale per la vita. Rimanendo in tema, domenica 18 febbraio alle 18 alla Quadrivium di Genova ci sarà un incontro testimonianza con Gianna Jessen, 40enne californiana sopravvissuta ad un aborto, parlerà della propria esperienza di vita. Venendo in diocesi, parliamo della settimana rosminiana 2018. Lunedì 19 febbraio alle 16 ci saranno i vesperi solenni presieduti da Monsignor Francesco Isetti, canonico della cattedrale, nella casa delle Rosminiane di Chiavari. E mercoledì 21 febbraio alle 11 del mattino, sempre nella casa della congregazione, ci sarà la messa presieduta dal vescovo diocesano. Seguirà un momento conviviale aperto a
tutti. Ricordo che la casa delle Suore della Provvidenza Rosmignane si trova in piazza Torriglia 1 a Chiavari. Infine l'ultimo appuntamento, venerdì prossimo, 23 febbraio, è la giornata indetta dal Papa per la pace. Si tratta di una giornata di preghiera e di digiuno proprio per riflettere sul tema della pace. Ci sarà anche un momento a Chiavari dedicato a tutte le parrocchie della città e che si svolgerà nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro. Avremo poi occasione nel corso dei nostri telegiornali di dettagliare meglio questo appuntamento. Siamo giunti al termine, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Telepace, arrivederci.